Siamo arrivati al terzo incontro di questo ciclo dedicato ai professionisti della cultura al lavoro. Il primo era dedicato alla descrizione dei beni culturali, il secondo alle buone letture, questo terzo alla prevenzione, sicurezza e gestione dell'emergenza. Un tema che stiamo andando a riprendere seguendo il filo di un discorso avviato in un convegno tenuto sempre dal MAB Friuli Venezia Giulia a Gorizia insieme all'ERSAP il 19 giugno del 2017, che ha dato poi luogo anche alla pubblicazione degli atti che sono comunque disponibili. Il convegno si intitolava Un patrimonio per il futuro, i professionisti della cultura fra prevenzione ed emergenza. Quali sono i temi principali da affrontare? Confrontarsi con una problematica che si allaccia alla ricorrenza, ahimè, di eventi di emergenza. Non sono più inaspettati, ma purtroppo si ripresentano spesso sul nostro territorio. Terremoti, alluvioni, frane, eccetera, sono purtroppo eventi quasi abituali. Questo ci porta alla necessità di fare una seria e attenta prevenzione. Questa dovrebbe diventare la parola magica, prevenzione. Se vogliamo salvare i nostri beni culturali, siano essi biblioteche, archivi o opere d'arte. Essere pronti, quindi, sia facendo prevenzione che essendo pronti a reagire immediatamente nel momento in cui si presenta l'emergenza. Questo vuol dire poter disporre di linee guida chiare, semplici, rigorose e condivise, perché sappiamo quanto sia usuale la compresenza di beni culturali diversi nello stesso luogo. Lo ricordavamo anche durante il primo dei nostri incontri. In ogni biblioteca ci sono anche archivi, se non altro quello stesso della biblioteca. In ogni archivio ci sono le biblioteche, in ogni museo ci sono sia archivi che biblioteche, eccetera. Quindi è indispensabile fare formazione di base per il personale addetto, oltre che per quel personale che si troverà a dover coordinare l'azione dei colleghi. Altro punto fondamentale in questo percorso è quello di conoscere il patrimonio posseduto. Può sembrare una banalità, ma non sempre si ha, perlomeno soprattutto credo negli archivi, proprio si è sempre in grado di avere a disposizione quegli strumenti, inventari, le chiavi di ricerca, eccetera, che ci dicono che cosa effettivamente nel dettaglio è posseduto, e anche la conoscenza di quelle che possono essere le fragilità e criticità dei singoli pezzi, delle serie, in modo da poter intervenire con le priorità giuste e necessarie. Procedere con la capacità di intervenire immediatamente, cioè ognuno deve sapere già cosa fare e chi ha il coordinamento deve saperlo fare immediatamente. Quindi predisposizione di luoghi di ricovero nel caso delle catastrofi, modalità di movimentazione, sapere chi fa cosa, chi deve essere allertato, protezione civile, vigili del fuoco, forze dell'ordine, questo secondo i casi, segnalando anche le precauzioni necessarie da seguire durante l'intervento, segnalandolo alle forze che chiamiamo a intervenire, perché non è detto che siano proprio già pronti a conoscere quali sono le nostre criticità. Gestire il dopo, cioè il recupero dei beni, il restauro, l'eventuale ricerca di una nuova sede, la trasparenza nelle operazioni di ricostruzione, eccetera, è tutto un meccanismo da mettere in piedi
molto complesso. Coinvolgere le associazioni professionali, gli enti locali, gli enti statali, quando questi possono essere utili, ma possono sempre essere utili in questi momenti. Chiuderei tornando al tema del fondamentale della prevenzione. Lo studio attento della ricerca delle attrezzature giuste, dell'organizzazione interna degli spazi, delle specificità dei beni conservati, un aggiornamento periodico e attento saranno sicuramente di valdo aiuto. Oggi pomeriggio abbiamo una rappresentanza importante che darà voce alle associazioni professionali. Ascolteremo Michaela Procaccia, presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana, delle istituzioni statali, Simonetta Bonomi, sovrintendente archeologico per il Friuli Venezia Giulia, e gli enti locali, Alessandra Sirugo della Biblioteca Civica, responsabile anche del Museo Petrarchesco Piccolomini. Importante questo essere presenti dei protagonisti, di chi si fa e nelle emergenze si deve necessariamente fare parte attiva e coordinatrice della difesa del nostro patrimonio culturale. Comincio quindi dando la parola a Michaela Procaccia. Il titolo del suo intervento è Prevenire è meglio, e su questo sono assolutamente d'accordo, Presidente nazionale della NAI. Benissimo, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Io comincio a provare a condividere lo schermo della presentazione che ho preparato, che è un po' una sintesi di un lavoro che è stato fatto qualche anno fa, un po' di tempo dopo eccolo. Un po' di tempo, vediamo se lo vedete? Vediamo ecco, un po'. Sì. Si comincia a vedere bene. Un lavoro che fu avviato in Direzione Generale Archivi quando io lì lavoravo, proprio dopo due esperienze che erano, come dire, le ennesime, cioè il terremoto dell'Aquila e le alluvioni in Liguria e Toscana. A quel punto ci dicemmo che dovevamo costituire un gruppo di lavoro che fu costituito con l'ICPAL e con SOS Archivi. Ho visto fra i partecipanti, tra gli ospiti, il nome di Massimo Cruciotti. L'SOS Archivi fu un partner essenziale in questa impresa, nel tentativo non solo di dare delle linee guida, ma di dare delle linee guida molto pratiche e anche, come dire, semplici, che tenessero anche conto della situazione degli archivi, non solo statali, ma degli archivi anche degli enti locali e degli enti pubblici, che non sempre hanno questa facilità di dedicarsi ai loro archivi, neanche l'inclinazione. Vedremo che alcune delle soluzioni proposte sono soluzioni estremamente semplici ed praticabili anche in assenza di grandi mezzi. Allora, vediamo la modalità schermo intero. Eccolo. E cominciamo intanto a dire quella che è la prima cosa, a rispondere alla prima domanda che viene fatta quando ci si trova nella calamità. Si va a chiedere ai soccorritori, agli esperti, perché immaginate una zona rossa dove non si può entrare, perché dopo un terremoto dove non si può entrare, non possono entrare gli archivisti, ma solo il personale della protezione civile. L'immagine che vedete è famosa ormai, tristemente celebre, è il palazzo della prefettura dell'Aquila, ma accanto c'è l'archivio di Stato, cosa che non viene mai ricordata. E la prima cosa che viene detta è un momento, gli archivi per ultimi. Però è vero, certo, naturalmente prima le persone, prima le case, prima soprattutto le vite, ma anche a un certo punto e non troppo avanti gli archivi. Per quale motivo?
perché gli archivi sono appunto la memoria storica dei luoghi. Sono, come io qui ho scritto il tessuto connettivo, sono quello che tiene, la memoria storica è quello che tiene insieme un luogo, una comunità. E la prova è nel fatto che appena si sposta l'archivio, anche in occasione di calamità, io ho in mente episodi precisi, la popolazione protesta perché dice ci state privando della memoria. Poi si va a spiegare che lo si fa per salvaguardarla. Gli archivi sono importanti perché certificano i diritti dei cittadini, togliamo lo stato civile, togliamo i documenti notarili, togliamo i nostri diplomi, e dove andiamo? Io ripeto sempre una cosa, che non a caso le persone, in francese, le persone che non possono dimostrare i loro diritti sono i sans-papiers, quelli senza documenti. Ma non è solo questo, gli archivi servono anche a ricostruire, perché la ricostruzione, quando le cose sono scomparse, sono briciole, è possibile grazie alla documentazione conservata negli archivi, la documentazione urbanistica, i catasti, i progetti architettonici, i disegni degli edifici, la descrizione dei materiali. Questo è un elemento, per esempio, molto spesso si trova, a me è capitato di vederlo in alcuni archivi che riguardavano costruzioni antiche, si trova la descrizione dei materiali utilizzati, che è utilissima al momento della ricostruzione. E un esempio enorme è quello del centro storico di Varsavia, completamente spianato dopo la seconda guerra mondiale e con un intervento forse discutibile dal nostro punto di vista di italiani attenti a mostrare l'evidenza dell'intervento di restauro, è stato ricostruito utilizzando i quadri e i documenti. Allora, quali sono i nemici tradizionali negli archivi? Io se mi dilungo troppo fermatemi. Perché poi quando parto i nemici tradizionali sono i tre che tutti conosciamo, l'acqua, il fuoco e la terra, nel senso del terremoto, ma ce ne stanno altri. Uno molto insidioso è l'inquinamento da amianto, che fortunatamente non è così frequente, ma che è un inquinamento ad alto rischio, che per esempio rischiava di compromettere totalmente un archivio importantissimo anche per l'attività giudiziaria, cioè l'archivio dell'Eternit, che era completamente contaminato dall'amianto e che è stato recuperato con un intervento non facilissimo di decontaminazione, dopo che era stato isolato, separato e in modo da non contaminare gli archivisti che ci dovevano lavorare per il riordinamento e per mettere a disposizione i documenti per l'autorità giudiziaria. Non posso non accennare a un tipo di emergenza totalmente nuova che ci ha investito, che ci investe, che è quella del Covid, che non tocca direttamente i materiali archivistici, ma rende difficile praticare quella che è la funzione principale, la funzione esistenziale degli archivi. Da un lato la ricerca per gli archivi storici, dall'altro la continuità amministrativa per gli archivi correnti e di deposito. Faccio solo un accenno a questo fatto per dire che l'esperienza di questo anno e più che abbiamo affrontato, che stiamo affrontando, ha dimostrato che anche qui la prevenzione è la risposta, io ho scritto quasi unica, direi unica, perché solo chi aveva preventivamente ben governato l'archivio, specie digitale, ha potuto garantire nel modo migliore, anche da remoto, la continuità amministrativa. Però mi vorrei concentrare sui rischi più conosciuti. Allora, prevenire è meglio che curare. Io parlerò molto di prevenzione perché è fondamentale preoccuparsi degli archivi prima, cosa che non avviene spessissimo. E allora noi abbiamo cercato di dare una serie di quelle che io definisco poche semplici regole di buonsenso, perché la prevenzione è qualcosa che deve rispondere alla normativa in materia, garantendo un adeguato livello di sicurezza, ma deve prevedere un costante monitoraggio ambientale, la corretta gestione dei depositi e dei locali di consultazione, la cura e il controllo continui, periodici, ma continuativi nel tempo dello stato di conservazione dei materiali.
E quindi, a prescindere dalle emergenze, la prima regola è quella di tenere sempre correttamente gli archivi ben collocati, ben sistemati, monitorati, spolverati e deumidificati se del caso, con le condizioni ambientali ottimali, a prescindere dalle emergenze. Questa sembrerebbe una banalità, però è una situazione che non è che si verifichi molto spesso. Ho messo qui il link a quello che è alle linee guida sul sito della DGA. E ho scritto che non avremmo voluto testarle, infatti le abbiamo testate purtroppo, le abbiamo testate dopo qualche anno dalla loro elaborazione, le abbiamo testate ad Amatrice e nelle Marche, cosa che non avremmo voluto fare, e non è una grande soddisfazione, non è stata una grande soddisfazione scoprire che erano, come dire, attuali e che funzionavano nella loro semplicità. La prevenzione comincia dall'edificio. Ecco, i locali di conservazione degli archivi, altra banalità alla palissiana, devono essere adeguati, quindi gli archivi non devono essere accumulati in disordine, non devono essere stretti in locali troppo piccoli, e questi locali non devono essere su un terreno acquitrinoso. Ricordo durante il periodo in cui ero sovrintendente in Piemonte proposero di depositare un archivio in outsourcing in un locale che era stato edificato sopra un'antica risaia. Non assolutamente l'ideale, perché le risaie, come tutti sappiamo, sono terreni acquitrinosi, non sotto il livello di un fiume che scorre lì vicino. Anche questa è una cosa a cui non si pensa spesso, però va verificata. I locali dovrebbero essere antisismici e dotati di tutti i sistemi e impianti necessari. Gli archivi sono sempre o in piccionaia o in cantina, diceva un mio collega, e invece no, sono i posti più sbagliati, mai nei sottotetti, che sono locali dove è facile ci siano sbalzi di temperatura e infiltrazioni d'acqua, e che sono anche difficili da raggiungere in caso di rischio di terremoto, di parziale crollo dell'edificio, e mai negli scantinati, che sono umidi tendenzialmente e facilmente soggetti ad allagamento. Ecco, questo è una delle cose che abbiamo voluto fare in queste linee guida, che sono corredate da disegni fatti da una collega dell'Archivio di Stato di Roma, per illustrare una serie di situazioni. La realtà che soprattutto i colleghi delle soprintendenze archivistiche verificano è molto diversa spesso da quella ottimale. E allora, che cosa succede? Affrontiamo la realtà, visto che non è il migliore dei mondi possibili, vediamo cosa si può fare, cosa si risponde al sindaco che dice: non ci sono soldi per fare un edificio adeguato per contenere gli archivi, non ho personale, non è possibile. Possiamo, anche se abbiamo soltanto un seminterrato o un sottotetto, fare qualche cosa che non costa niente. Collocare la documentazione sugli scaffali a una certa altezza da terra e mettere nei piani bassi il materiale che deve essere scartato entro l'anno, quello che tutto sommato non ci interessa. Naturalmente torniamo al buon governo a regime degli archivi, dobbiamo sapere cosa deve essere scartato, quindi dobbiamo avere un piano di conservazione scarto e utilizzarlo. Controllare regolarmente gli infissi, i tetti, e vedere e non lasciare le imposte aperte. A me è capitato di visitare uno splendido archivio molto risalente nel tempo, un archivio medievale, in un sottotetto con le finestre aperte e erano entrati piccioni. Ecco, è facile. Non costa controllare che le imposte siano chiusi, sistemare razionalmente il materiale evitando di ammucchiarlo nelle zone di passaggio. Lo so che spesso c'è ridondanza di materiale, ma appunto facciamo gli scarti. Controllare le scaffalature e ancorarle ai muri di sostegno. Fare un po' quello che raccomanda Ikea, ancorare i mobili alti. Conservare la documentazione sciolta, anche se non l'abbiamo riordinata proprio bene, in contenitori ben chiusi, che siano adeguati al formato, quindi evitiamo di piegarla. Mettere in verticale la documentazione conservata. E altra banalità, scrivere all'esterno una segnatura leggibile, abbastanza grande e facilmente interpretabile, che consenta di capire cosa c'è.
fare regolarmente lo scarto, che è una cosa che non solo riduce i costi, ma anche i problemi di recupero in caso di disastro. Questo è un altro disegnino del nostro, delle nostre linee guida. Allora, bisogna controllare gli archivi in modo programmato, regolare, rispetto allo stato di conservazione dei documenti e dei locali. Ho aggiornato l'acronimo del nostro Ministero adesso della Cultura. Il Ministero della Cultura ha predisposto, in realtà anche l'ICPAL e altri istituti, hanno predisposto delle liste di controllo che sono degli elenchi delle cose essenziali da fare e da verificare regolarmente prima dell'emergenza, in tempo di pace, perché sono le liste di controllo che ci faciliteranno con le loro informazioni il lavoro non solo nelle situazioni normali, ma soprattutto in caso di disastri, e devono essere compilate dal responsabile dell'archivio, perché deve essere un archivista a valutare la situazione, coordinandosi eventualmente con il servizio di prevenzione dell'ente in cui si lavora. Perché gli archivisti? Perché le esigenze della carta e degli archivi, in realtà, non solo dei materiali, ma degli archivi in quanto tali, delle serie documentarie, dei complessi archivistici, non sono gli stessi delle esigenze, non sono le stesse esigenze di quelle degli esseri umani, delle statue o dei dipinti, forse dei dipinti sì. Una cosa evidente che però a volte bisogna spiegare anche ai vigili del fuoco, che non si può innaffiare d'acqua all'archivio se c'è un incendio. E non si può, cosa che è stata faticosissima da far capire in alcuni casi e che non è stata capita fino in fondo, non si può, dice il nostro istituto, ora che Patologia del Libro e degli Archivi, adesso si chiama di nuovo col suo bel nome tradizionale, non si può utilizzare il carbonato di calcio se ci sono pergamene, perché è corrosivo rispetto alle pergamene. Queste cose le sanno gli archivisti. Un certificato di prevenzione incendi rilasciato senza tenere conto delle caratteristiche specifiche dei locali di deposito degli archivi e anche delle biblioteche in questo caso non è adeguato in realtà. Può essere adeguato per la salvezza delle persone, che ovviamente è la prima cosa, ma non salva i documenti. Quindi esiste una quantità di liste di controllo che una quantità non è enorme, ma è abbastanza numerosa, che sarebbe bene tenere sempre sott'occhio e regolarmente verificare. Io ho fatto ho messo una serie di dati che sono quelli che vengono riportati in queste liste di controllo, che sono tutte nelle linee guida, ma vado veloce perché non è che vi posso affliggere a lungo con tutti questi elenchi. Però ecco, c'è una lista di controllo delle condizioni ambientali esterne e una delle condizioni ambientali interne, che prevede che si dica per esempio anche se le strutture sono resistenti al fuoco, quali materiali sono stati utilizzati nella costruzione, se esistono pareti resistenti, se le raccolte sono immagazzinate a distanza di sicurezza e se ci sono infiltrazioni d'acqua o allagamenti. A me è capitato da sovrintendente di visitare dei depositi in cui c'era un tubo che perdeva e nessuno se n'era accorto fino a quel momento, o di andare a agosto a recuperare un importantissimo archivio in cui si era rotto purtroppo il 15 d'agosto un tubo che sciaguratamente passava proprio nel deposito e sopra gli scaffali e aveva allagato una parte dell'archivio. Verifica dei materiali e anche delle situazioni operative. Per esempio, è consentito fumare in questi ambienti? Esiste il segnalatore di fumo? Tutta una serie di elementi, e queste cose devono essere sempre datate e firmate, perché si deve sapere quando è stato fatto l'ultimo controllo. È come per la vostra automobile: quando fate il controllo dell'automobile, qualcuno firma e qualcuno mette la data, perché dovete sapere quando rifarla di nuovo. E naturalmente per quelli più bravi c'è la lista di controllo degli arredi,
scaffalature meglio metalliche che di legno, se sono compatte meglio ancora, se sono cassettiere, le tipologie documentarie, sapere in percentuale almeno quanti manoscritti abbiamo, quanti registri, quante buste, quanti faldoni e via dicendo. E tenere sempre, questa è una cosa fondamentale, in sicurezza, quindi anche qualche copia in altri luoghi, una copia della planimetria dell'immobile. Questo è importantissimo, perché sarà fondamentale averla nel momento in cui si dovrà affrontare l'emergenza, dopo l'emergenza. Sarà fondamentale sapere come era strutturato l'edificio, e anche una lista di controllo dei supporti scrittori, questo sempre per quelli davvero bravi. E anche fare un documento del rischio, indicare la probabilità degli eventi disastrosi, soprattutto anche alla luce della pregressa storia del territorio, che è un altro punto su cui tornerò perché è molto importante. L'altra cosa fondamentale accanto alla planimetria è l'inventario topografico e la guida degli archivi, quindi sapere dove esattamente stanno i fondi all'interno dei depositi, e anche individuare l'ordine di priorità da seguire in caso di recupero rispetto a materiali fragili, che dire, le mappe, per esempio, le grandi mappe, e avere appunto questo inventario topografico indicando la posizione di ciascun fondo e serie in relazione alla planimetria dell'edificio e agli arredi, in quale cassettiera, in quale parte del deposito, in quale punto del deposito. Devono essere sempre mantenuti aggiornati. Se si spostano le cose, si aggiorna il topografico. Ed è assolutamente fondamentale individuare il responsabile dell'archivio, che deve essere una persona competente, anche deve essere con competenze archivistiche e anche in materia di sicurezza, e quindi deve esserci una specifica formazione nei corsi dedicati. E naturalmente, ne accennava prima grazie a Tatò, è importante, se abbiamo un archivio di grandi dimensioni, avere una vera e propria squadra. Ecco, dicevo, importantissimo per prevenire e studiare la storia. Quella che vedete molto male, perché l'immagine che ho scaricato era piccola, è la mappa che hanno fatto i colleghi dell'Archivio di Stato di Rieti, proprio in un ottimo testo che hanno elaborato dopo l'esperienza del recupero dei documenti dell'ultimo terremoto nel Rietino. Hanno studiato la storia del territorio e hanno mappato le aree di rischio. Ho messo l'indirizzo da cui potete scaricarlo. Questo è stato fatto col senno di poi, ma è uno strumento importantissimo, perché purtroppo quell'area è sismica e facciamo tutti gli scongiuri, ma non sappiamo in futuro cosa avverrà. Qui nella tabella di sinistra e nella mappa a destra con i puntini sono individuate le zone di maggior pericolo, quelle quindi che vanno tenute maggiormente sotto controllo. Allora, quali rischi corrono gli archivi informatici e ibridi? In parte sono gli stessi, perché l'archivio è sempre un unicum, qualunque sia il supporto, e quindi va sempre trattato secondo le regole degli archivisti. Ma anche in questo caso ci sono delle linee guida per il disaster recovery che sono state elaborate dall'Agid, e che sono sostanzialmente rispetto all'edificio in cui sono conservati i server, la situazione e le cose da controllare sono grosso modo le stesse: stabilità, strutture antincendio, problemi di possibili rischi di allagamento e via dicendo. Gli archivi informatici corrono un rischio completamente diverso, che è quello dell'hackeraggio. Sono anche soggetti a un rischio legato alle persone, contro i quali ci sono una serie di norme di sicurezza. Vi invito a leggerli sul sito dell'Agid, nella slide successiva ci sarà il link, tenendo presente appunto che bisogna garantire anche per gli archivi informatici e per quelli ibridi la sicurezza fisica e la sicurezza informatica. Qui c'è il link alle linee guida dell'Agid,
perché bisogna garantire sempre anche la possibilità di replica e di ripristino del sistema danneggiato e di recupero dei dati, e bisogna anche garantire per esempio diversi luoghi di conservazione delle banche dati, che se vedete le soluzioni operative proposte dall'Agid non sono molto lontane da quelle di cui abbiamo parlato fino adesso: piano dei rischi, soluzioni tecniche organizzative per la continuità operativa, regole tecniche, sicurezza fisica e sicurezza informatica, che prevede per esempio il backup e corrette politiche di conservazione, tutte cose che noi archivisti sappiamo. Anche in questo caso, anche nel caso degli archivi ibridi e informatici, prevenire è meglio, e una corretta politica di archiviazione e conservazione, con un occhio alla conservazione di lungo termine, è la migliore garanzia in caso di emergenza. Allora, bisogna prepararsi all'emergenza. Oltre ad avere questa modalità di controllo, di monitoraggio costante sempre, come ho detto prima, in tempo di pace, bisogna avere un piano di prevenzione dei rischi, un documento di valutazione del rischio. Nei piani d'emergenza degli uffici non dimenticare l'archivio, che qualche volta, certamente sempre, perché la priorità è per le vite umane, non viene dimenticato. Avere le piante dettagliate di ogni singolo piano degli edifici, l'elenco di priorità per il salvataggio dei documenti, istruzioni dettagliate, numeri di telefono indispensabili, la protezione civile, ma nel nostro caso anche per esempio il segretariato regionale dei beni culturali, e prevedere i locali per il ricovero temporaneo e gli accordi con servizi di trasporto e pronto intervento. Nella mia esperienza è stato spesso utilizzato un servizio che mette anche lo stesso SOS Archivi mette a disposizione, ma quando si tratta di grandi catastrofi gli accordi andrebbero presi per esempio con l'esercito, che può mettere a disposizione camion, con la protezione civile, individuare da prima i locali per il ricovero. Io ricordo che ci fu un'affannosa corsa dopo il terremoto delle Marche e del Reatino, della Sabina, un'affannosa corsa alla ricerca dei posti per il ricovero temporaneo delle opere d'arte, che poi fu individuato anche abbastanza presto, e un'affannosa corsa al luogo dove ricoverare gli archivi. Lì fu fondamentale sia l'intervento dell'Archivio di Stato di Rieti che l'intervento dell'Archivio di Stato, se non sbaglio, di Perugia, con le sue 4 sezioni d'archivio, per trovare una casa agli archivi che venivano recuperati. Però è cosa da programmare in anticipo, non da individuare all'ultimo momento, perché poi le difficoltà ci sono. Prepararsi con delle attrezzature di base. Io mi sono trovata ad aspettare ansiosamente un'alluvione in Piemonte guardando la piena del Po che saliva, e con la soprintendenza che dalla precedente alluvione del 94 e del 2000 si era dotata di caschi, mascherine, guanti, teli impermeabili e tutto quello che serviva. Adesso nelle ultime emergenze è stato l'ICPAL a mettere a disposizione molti strumenti, e la protezione civile anche, e studiare le linee guida. Per ricordarsi in fretta cosa fare, abbiamo non solo le linee guida, un'app che è stata ricavata dalle linee guida, che andrebbe aggiornata perché chiama ancora direzioni regionali, quelli che sono i segretariati, però il numero di telefono è lo stesso, e anche un poster che è quello da cui sono tratte queste immaginette che vi sto mostrando. Vorrei ora farvi vedere alcune delle esperienze. L'Aquila, qui è quel che resta dell'archivio. Come vedete, la situazione era prima e dopo, ed è stata una situazione che si è risolta. State vedendo delle immagini del momento del recupero, del trasporto e la riapertura del deposito nella nuova sede. È stato un recupero estremamente veloce, ma per una ragione banale: c'era il topografico. Quindi grazie al topografico i nostri colleghi dell'Aquila hanno potuto guidare
i vigili del fuoco che scendevano nelle cavità a recuperare i materiali, e sono stati recuperati in ordine, perché questa è una cosa importantissima. Ci devono stare gli archivisti a guidare anche a distanza, come era in quel caso, per telefono, non so se era telefono o ricetrasmittente, i vigili del fuoco, per far recuperare secondo l'ordine che era possibile ricostruire i materiali che erano caduti a terra. In questo caso il terremoto, diciamo, offre una situazione tra molte virgolette più favorevole, perché spesso i documenti cascano in ordine, non si spargono, a meno che non ci sia poi un vento o pioggia a peggiorare la situazione. Queste fotografie sgranate, ma insomma ve le faccio vedere lo stesso perché erano molto piccole dal sito da cui l'ho prese, mostrano il recupero dell'archivio di Amatrice. Tra l'altro l'archivio comunale di Amatrice, l'archivio storico, è stato recuperato abbastanza presto, l'archivio corrente di deposito è stato messo sotto sequestro dall'autorità giudiziaria perché si stava indagando sulle responsabilità del terremoto, e quindi è stata una cosa assai più complessa. Questo è sì un'immagine di foto sparse dell'archivio di Amatrice, questo è Accumuli, come vedete riposizionato all'archivio di Stato di Rieti, e questo è l'archivio storico di Norcia, che è stato recuperato e portato nella sezione dell'archivio di Spoleto, e che era danneggiato ma non particolarmente disordinato. Norcia, i cittadini di Norcia si sono ribellati, hanno protestato quando è stato portato via l'archivio. C'è voluta la diplomazia del soprintendente, e ci sono andata pure io, che dirigevo allora il servizio patrimonio archivistico, per mediare, garantire e giurare solennemente che sarebbe ritornato. Si sono placati quando hanno visto il filmato del riordino sugli scaffali di Spoleto dell'archivio di Norcia, e hanno visto la data del filmato, 24 dicembre, a tarda sera, quindi hanno avuto un moto di simpatia per i colleghi che avevano sacrificato il Natale. L'archivio storico di Preci è stato recuperato con qualche difficoltà, perché la zona rossa di Preci era a fortissimo rischio, il palazzetto era lesionato, per cui è stato necessario recuperarlo attraverso una lunga trattativa con la protezione civile, con la creazione, ideazione di un possibile percorso in sicurezza per il trasferimento della documentazione attraverso una serie di edifici del centro storico gravemente lesionati. Ancora più complicato, anche se qui non l'ho menzionato, è stato il recupero dell'archivio di Arquata, perché l'archivio di Arquata era stato recuperato abbastanza facilmente, ma ancora non era stato possibile ai colleghi della soprintendenza arrivare sul posto, perché non era possibile entrare nella zona rossa, ed era stato ammucchiato non proprio benissimo in un posto all'aperto. E il soprintendente aveva segnalato la possibilità, che va sempre considerata, dei danni da pioggia, che puntualmente arrivarono, però riuscirono i colleghi della soprintendenza a precipitarsi a coprire con tele impermeabili, e questa è un'altra cosa banale da tenere presente: se non si può trasportare l'archivio, se non c'è un luogo dove ricoverarlo, va immediatamente coperto con teli antipioggia, perché uno dei rischi è che su questo archivio abbandonato all'aperto piova. Ecco, questo invece appunto è il recupero dell'archivio di Preci, che è stato trasportato anche quello a Spoleto, dove la sezione ha ospitato praticamente quasi tutti gli archivi della zona che erano stati avevano subito i danni da terremoto. E un'ultima cosa che volevo segnalare: il Ministero ha predisposto una scheda di rilevazione dei danni ai beni culturali, che è una scheda unica, che ha delle articolazioni rispetto alle tipologie di beni culturali, ma non è del tutto idonea per gli archivi, come abbiamo anche segnalato nel periodo di Amatrice, Accumuli, Preci, eccetera, e Norcia.
non è del tutto idonea per gli archivi che vengono considerati insieme alle biblioteche, quindi è un blocco unico, non dà conto delle relazioni, che è una cosa che gli archivisti sanno bene, identifica i documenti e i manoscritti come unità singole, considera insieme materiale archivistico e librario senza distinguere le serie, scusate, solo di documenti cartacei, si parla di pergamena a proposito di manufatti archeologici, libri, stampe, cornici, legature, non c'è una descrizione delle pergamene, sono del tutto assenti i sigilli, che sono cose che ovviamente per gli archivi non sono adatte. Soprattutto non c'è una scheda archivio, c'è una scheda per la singola unità archivistica, ma non c'è o libraria, perché appunto è insieme, ma non c'è una scheda che descriva il fondo di appartenenza, che è importantissimo. È importantissimo, questi sono i dati della scheda del Ministero, come vedete. Ecco, io ve li riporto. Un'altra cosa grave, scheda ICCD. I documenti di archivio non hanno una scheda ICCD, ma neanche i libri hanno la scheda IQ, semmai, proprio perché non sono materiale trattato nelle schede di SIGEC, quindi la cosa non è adeguata, ecco. Come vedete, che cosa manca? Una scheda che descriva l'intero fondo con estremi cronologici e consistenza complessiva per individuare le dispersioni. È importantissimo, soprattutto se abbiamo un inventario. Una valutazione complessiva dei danni al fondo. Mancano le pergamene, solo materiale cartaceo nel caso di archivi e biblioteche, e mancano anche altre cose, vi risparmio. Concludendo, ecco, quello che è importante in questo caso è utilizzare anche la scheda che è nelle linee guida, che integra con le cose, a parte che è più semplice da usare, ma integra quella del Ministero, che però è obbligatoria. Concludendo, dovete aver cura dei vostri archivi, dovete averne cura prima per poter intervenire dopo, sperando di non dover intervenire. Grazie. Grazie a te Michaela, molto densa di contenuti, molto chiara questo tuo intervento. Parlavi anche di archivi non tradizionali, no? Informatici. Sì. Leggevo di questo incendio al data center di Strasburgo di una società francese leader europea nel settore del cloud e dell'hosting, e come siano andati persi i dati dei comuni di Pavia, Trapani e Cattolica. Questo anche per dire che i documenti su supporto informatico nei rischi non hanno neanche confini, insomma, perché no, infatti, sono conservati in tutto altro, e quindi sono un rischio che neanche si immagina, no, che possa. No, infatti, ma sono problemi di cui tenere conto, ovviamente, e di cui tenere conto anche per gli eventuali luoghi di ricovero, per esempio sugli archivi sui fonti orali, che sono materiali che possono essere dai nastri di una volta alle cassette fino ai CD e DVD, il locale di ricovero deve essere idoneo, il che non è una cosa che non sempre si considera, s'ammucchia e basta, e poi la perdita è grave. Certo. Bene, grazie. Adesso passiamo la parola a Simonetta Bonomi, sovrintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, che farà un intervento dal titolo Tra protezione civile e verifica sismica, interventi della Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia. Grazie e buonasera a tutti, grazie dell'invito. Io naturalmente l'argomento materiale cambia, ma i concetti espressi da chi mi ha preceduto valgono ovviamente anche per noi, valgono per i musei. Cioè il controllo delle collezioni, delle situazioni ambientali è una cosa che vale sempre. Dopo che si riesca ad attuarlo è un altro discorso. Ecco. Allora, vengo un attimo a fare una presentazione perché mi sento, diciamo, più che altro in un ambiente archivistico e di biblioteca. Noi ci occupiamo invece delle opere d'arte, dell'archeologia,
dei beni immobili e dei beni paesaggistici. Ora, ovviamente uno dei nostri compiti è quello della protezione e della conservazione di questo patrimonio culturale, che è un compito sempre più immane, sempre più complicato, devo dire. È chiaro che i concetti che tutto quello che è legato alla protezione e alla prevenzione dei rischi è sempre quello, prima di tutto conoscere, ecco, avere l'idea di tutto il nostro patrimonio. Qui, ecco, devo dire, mi riallaccio al discorso fatto da Micaela. In caso di emergenza ho potuto notare in una simulazione che abbiamo fatto con la protezione clonale, di cui poi parleremo, in questa simulazione mi sono resa conto che le nostre banche dati sono di difficile consultazione in un momento di emergenza. Abbiamo dovuto fare riferimento in quel momento che simulava appunto un'inondazione, abbiamo fatto riferimento alla banca dati della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che era molto più accessibile e speditiva. E questo è un problema serio, molto serio. Chiudo questa parentesi sull'emergenza e naturalmente la conoscenza comporta la valutazione dello stato di conservazione e la sua vulnerabilità, cioè la sua propensione al danneggiamento. Come si considera per gli archivi anche dove si trovano, allo stesso modo va valutata la pericolosità del territorio in cui si trova il bene. Anche in questo caso, mi ripeto, e forse sarò anche noiosa, ma anche nel caso dei beni culturali bisogna fare manutenzione bene in tempo di pace, appunto. E queste sono tutte operazioni che si devono fare in tempo di pace, perché in questo modo possiamo controllare il patrimonio, mitigare e ridurre i fattori di pericolosità che non riusciremo mai a eliminare del tutto. Questi devo anche dire che quella che è la vita quotidiana di una soprintendenza non risponde sempre bene a questi obiettivi e a queste esigenze, perché richiedono un'organizzazione, richiedono risorse umane, prima di tutto, che nel nostro settore, come in tutto il Ministero della Cultura, ma in tutta la pubblica amministrazione, stanno gravemente scemando. E questo è un fatto gravissimo, perché non solo è una questione di numeri, ma è anche una questione di esperienze e competenze che vanno perse in maniera irrimediabile e che non hanno la possibilità di essere trasmessa alle nuove leve. Ecco. E questo è l'aspetto peggiore. Allora, venendo, diciamo, a quello che è l'argomento di questa mia conversazione, stiamo facendo qualcosa e questo riguarda la prevenzione del rischio sismico. Come abbiamo appena visto, i disastri sugli archivi, sugli edifici, sulle opere d'arte. Quindi il sisma è il fattore di pericolosità più alto e forse più diffuso in Italia e soprattutto in Friuli Venezia Giulia, che ha pagato uno scotto altissimo. Certamente è stato anche un laboratorio di esperienze. È stata fatta una ricostruzione quasi completa. Ecco. Sono state sperimentate tecniche e adesso possiamo valutare
diciamo, sulla loro bontà ed efficacia. Ora, al di là della situazione locale, il Ministero dal 2018 ha avviato si può dire una gigantesca operazione per quelli che sono i nostri numeri e le nostre capacità di spesa anche, di verifica della vulnerabilità sismica del patrimonio culturale pubblico ed ecclesiastico. È un programma che conta, diciamo, 180 milioni di euro e che è partito tra il 2018 e il 2019 e con successive annualità arriverà fino al 2033. Quando il Ministero chiedo scusa, dovrebbe ricordarsi di far scorrere le diapositive perché siamo rimasti fermi sulla prima. E dovete calcolare che il segnale è molto lento, quindi si perde anche per strada. Quindi questo programma di verifica della vulnerabilità sismica è uno che ci sta coinvolgendo direttamente, perché buona parte dei finanziamenti sono stati assegnati alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Ripeto, i destinatari, diciamo, gli oggetti di questi interventi sono appunto di proprietà pubblica e di proprietà ecclesiastica e hanno una grande varietà tipologica, perché qui ho l'immagine di alcuni edifici di Trieste e quindi abbiamo il Teatro Romano di Tergesti, quindi una struttura archeologica che ha 2000 anni, una vita che richiederà un particolare studio per mitigare la sua vulnerabilità. La gran parte degli edifici sono edifici costruiti tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Anche questo molto vari. La slide che vedete in alto a destra è Palazzo Economo in Piazza Libertà, che è la sede della soprintendenza, del segretariato regionale e della direzione regionale musei, che adesso è in corso, diciamo, di lavorazione. Sono stati fatti i nuovi rilievi, è stata fatta l'analisi e ora stiamo esaminando il piano delle indagini. Questo è diciamo come dire, il metodo che adotteremo ovunque è appunto questo, cioè un aggiornamento dei rilievi perché non sono sempre aggiornati e l'aggiornamento dei rilievi delle planimetrie è cosa utile, come abbiamo visto prima nell'intervento di Micaela. Poi viene fatta un'analisi statica della struttura e viene analizzati e individuati i suoi punti deboli. Una volta analizzati i punti deboli vengono programmati gli interventi che hanno l'obiettivo di mitigare la loro vulnerabilità. Ripeto, con edifici antichi comunque non fatti in questo momento è molto difficile arrivare a un adeguamento totale. Si può migliorare la situazione. Qui ho illustrato, come vedete, sono anche cose molto diverse. Abbiamo anche il faro della Vittoria, che sarà vulnerabilità sismica. Oppure, oltre a un palazzo, abbiamo anche una villa di una famiglia di armatori triestina della fine dell'Ottocento che è stata donata al comune e che è in uno stato di totale abbandono. Ecco, anche l'abbandono, vorrei sottolinearlo, è un fattore di rischio. È evidente perché
illusoria. In realtà la villa sta perdendo il tetto ed è aggredita anche in un'azione molto invasiva. In più abbiamo anche da considerare il fattore umano che è legato all'abbandono e quindi agli atti di vandalismo, ai danni provocati a pezzi di decorazioni interne, porte e quant'altro. L'ultimo qui è un magazzino del Porto Vecchio di Trieste che il comune di Udine ha affidato alla Sopin, che rimetteremo a posto e dove stiamo pensando cosa collocare. Possiamo cambiare il slide. Allora, dicevo, avevo fatto l'esempio di Trieste, però questi interventi sono diffusi in tutto il territorio regionale. Abbiamo da un edificio diciamo medievale come per esempio la Torre Civica di Marano, passando per le mura di Palmanova, che hanno bisogno di restauri e di consolidamenti. Faremo un intervento su un ex convento, poi ex caserma di Udine, la caserma Savognana, ai fini del trasferimento in questo grande complesso proprio dell'Archivio di Stato di Udine. Abbiamo anche un importante complesso di archivio industriale. Vi parlavo diciamo, del patrimonio ecclesiastico e quindi nei nostri piani di intervento c'è la Basilea, che ovviamente non può mancare, molto problematica, la Basilica di Santa Eufemia a Grado, la chiesa di Santa Chiara a Udine e anche il Duomo di Cividale e la chiesa di San Martino a Cividale. Quindi abbiamo anche questa parte di chiese. Sarà un lavoro piuttosto lungo perché gli interventi sono tanti, abbiamo anche molti soldi, ecco, che in un momento di penuria anche dal punto di vista amministrativo e diventa un'impresa abbastanza difficile per noi, ma la dobbiamo portare a termine. In realtà volevo, ecco, è apparsa qui, sono appunto le chiese più importanti, di queste il campanile che vedete in basso a destra è invece di un luogo remoto, cioè non è un centro di quelli più conosciuti, e siamo a Moggio Udinese. Questa è la chiesa di Santo, che è isolata e che ha avuto dei danni gravissimi ancora con il terremoto del 76. È stato recuperato diciamo in buona parte il campanile che vedete, ma la chiesa, di cui restano gli alzati ma non la copertura, è rimasta con i tubi innocenti messi dopo il terremoto. E in questo caso dovremo ovviamente porre il problema di recuperare un rudere che certamente non ricostruiremo, questo è chiaro, però dovremo trovare il modo di permettergli di rimanere un rudere decoroso. Ecco, queste sono quelle che avete visto a sinistra, la chiesa di Santa Chiara a Udine, e a destra la chiesa di San Martino a Cividale. Concludo il mio intervento con diciamo due esperienze, ma prima di descrivervele volevo anche, proprio parlando in termini di prevenzione, dirvi diciamo un aspetto della nostra attività che riteniamo molto importanti.
Da qualche anno la Soprintendenza del Friuli Venezia Giulia ha uno stretto rapporto sinergico con la Protezione Civile Regionale, che è ha un'ottima organizzazione. Qual è il nostro ruolo? Facciamo ciclicamente corsi di formazione che prevedono anche prove pratiche con i volontari della Protezione Civile, per formarli in tema di recupero e trattamento delle opere d'arte in caso di calamità naturali. Quindi gli viene spiegato come si devono valutare e trattare le opere d'arte, ed è un'esperienza che è stata molto importante in questi anni. Con la Protezione Civile poi abbiamo avuto invece due esperienze molto importanti. Come ricorderete, negli ultimi giorni di ottobre del 2018 la tempesta Vaia ha colpito tutte le zone montuose del Triveneto. Il Friuli Venezia Giulia non ha fatto eccezione, e in particolare la Carnia è stata colpita assai duramente. In quell'occasione, terminata l'emergenza, che naturalmente era in mano ai Vigili del Fuoco e al Corpo regionale della Protezione Civile, si è cominciata la conta dei danni. Nel frattempo la Regione aveva avviato un'attività di crowdfunding tra i cittadini, che aveva raccolto una cifra cospicua. I gravi danni su beni culturali in realtà sono stati principalmente due. Il primo riguarda una chiesa a Illegio, la chiesa di San Floriano. La chiesa di San Floriano è in una posizione particolare. Se vedete le foto già ve ne rendete conto, perché è in cima a un cocuzzolo, esposta ai venti e alla tempesta. Ecco, questo è un particolare invece visto da sotto. Quindi questa piccola chiesa è in mezzo, è veramente in una situazione molto precaria, e questa è irrimediabile. Ecco, se dobbiamo valutare il rischio di pericolosità del territorio in cui si trova il bene, questa è una situazione che non ha un rimedio, non la avrà mai. Dobbiamo provare a vedere cosa si può riuscire a fare. Allora, la tempesta Vaia aveva danneggiato il tetto, si erano sollevate le lamiere di rame in diversi punti, provocando abbondanti infiltrazioni d'acqua all'interno della chiesa. Guardate che qua. Ecco, è una piccola chiesa che ha tutta una serie di arredi di legno molto pregevoli, e poi soprattutto ha cicli di affreschi trecenteschi e soprattutto cinquecenteschi di grande pregio. Abbiamo constatato, quindi, questo lavoro è stato finanziato dalla Regione, ma la gestione della progettazione e dell'esecuzione è stata demandata alla Soprintendenza con un accordo specifico. Ecco. Abbiamo cominciato a intervenire già l'anno scorso. Queste sono foto dell'anno scorso, prima degli interventi. Gli attacchi dovuti alle infiltrazioni d'acqua erano pervasivi, sia sulle pareti, sui soffitti, avevano imbibito anche i tappeti, i mobili, i legni. Era una situazione piuttosto grave, perché si rischiava la caduta della pellicola pittorica.
Quindi abbiamo cominciato il cantiere nel 2020 con tutta una serie di interventi per restaurare, ripristinare tutta la parte, soprattutto le parti decorative. Ma poi a novembre, prima dell'inizio della stagione invernale, che è stata piuttosto cruda quest'anno, ovviamente il cantiere è stato sospeso. Vi dicevo della situazione di, come dire, di pericolosità stabile dell'ambiente in cui si trova la chiesa. Infatti, queste sono fotografie di neanche 15 giorni fa, quando una nostra funzionaria restauratrice è andata a controllare la situazione nella chiesa. Cioè, ci sono finestre che non tengono, ecco la solita questione degli infissi. L'inverno appunto è stato molto duro, molto freddo, ha nevicato abbondantemente, e anche se il tetto era stato completamente rimesso a posto, come vedete nelle foto, molto evidente, le fluorescenze di sali sono ripartite, nonostante gli interventi che avevamo fatto tra estate e autunno. Quindi queste situazioni di pericolosità stabile, cioè non possiamo trasportare la chiesa da un'altra parte, è evidente che pone il problema di una manutenzione continua, perché diciamo, le fluorescenze di sali ci saranno sempre ogni inverno, e quindi bisognerà trovare un sistema per intervenire con queste manutenzioni, che sono anche piccole tutto sommato, per non peggiorare di nuovo la situazione. Lasciamo sempre in Carnia, ecco, e parlando appunto della pericolosità del contesto, andiamo invece su un'area archeologica. È un'area che sta intorno e sotto la piccola chiesa di San Martino di Ovaro. La chiesa trecentesca conserva al suo interno un fonte battesimale ottagonale che faceva parte di una grande basilica, veramente molto grande, che è evidentemente legata agli esordi del cristianesimo su impulso aquileiese, che si vede, i cui resti si vedono nell'area archeologica che è di fianco alla chiesa, che era stata dotata di una sua copertura che in questi anni ha retto sempre molto bene. Sotto i resti della basilica paleocristiana sono emersi poi i resti invece di un impianto rurale sicuramente tardo-romana, quindi è una zona archeologica piuttosto densa e ricca di storia. Ma purtroppo la chiesa sta di fianco a un torrente, il torrente Degano. Come vedete in queste foto, il torrente, gonfiato dalle straordinarie precipitazioni, ha invaso completamente la chiesa e l'area archeologica, che sono state investite in pieno dall'esondazione. In basso a destra potete vedere tutti i detriti trasportati dall'acqua che si sono appoggiati alla copertura dell'area archeologica. In questo caso diciamo che ci possono essere dei rimedi alla pericolosità del luogo, cioè il torrente Degano c'è, ma il torrente Degano purtroppo non è stato mai tenuto in ordine dal punto di vista idraulico. Inoltre, a valle della chiesa c'è un impianto di produzione di energia elettrica legata appunto al torrente, che alimenta una piccola industria. Questo impianto, che ovviamente è uno sbarramento, ha avuto un ruolo non da poco nel peggiorare i danni dell'esondazione dovuti alla tempesta Vaia. Quindi qui ci mette le mani anche l'uomo,
e non la natura in se stessa, da sola. Ecco. Comunque nel 2019 abbiamo iniziato noi con una urgenza e siamo, diciamo nel corso del 2019 il grosso del fango è stato tolto sia nell'area archeologica, che è documentata qui in queste immagini, sia dentro la chiesa. In alto qui vedete che il vano dove si trova il fonte battesimale era completamente invaso dal fango. Lo abbiamo tolto tutto. Naturalmente l'invasione dell'acqua ha provocato danni all'impianto elettrico, quindi abbiamo anche rimesso a posto l'impianto elettrico e adesso la situazione è ripristinata. Abbiamo dovuto anche mettere mano alla copertura, che in ogni caso aveva retto al colpo piuttosto bene, ma i pannelli si erano danneggiati, quindi li abbiamo di nuovo sostituiti tutti. Questi sono stati i lavori sia a Illeggio che a San Martino di Ovaro, finiranno comunque quest'anno appena l'emergenza Covid lo permetterà. Ecco. Cosa ci hanno insegnato queste esperienze? Beh, innanzitutto di avere una rete di emergenza efficiente, e questa è stata assicurata prima di tutto dai Vigili del Fuoco e poi dalla Protezione Civile, alla quale ci siamo appoggiati anche per andare a fare i sopralluoghi, per valutare i danni. È stata una collaborazione molto importante. Tuttavia ritengo che gli aspetti organizzativi dell'emergenza debbano essere migliorati, e per migliorarli, perché sulla carta abbiamo tutto, abbiamo l'unità di crisi, una distribuzione dei compiti, ma la cosa fondamentale, come per la sicurezza dei luoghi di lavoro, sono le simulazioni. Cioè non c'è scampo, bisogna provare perché il flusso delle informazioni e delle azioni sia continuo, non abbia intoppi, non abbia ripensamenti, ma sia fluido, in modo che tutti sappiano esattamente cosa fare. Ma questa è una cosa che bisogna provare, e questo è quello che l'esperienza ci ha insegnato, che speriamo di non dover più provare. Grazie dell'attenzione, spero che mi abbiate sentita. Sì, abbiamo sentito e abbiamo visto questa volta, è stato anche molto interessante, e devo dire che la protezione civile nella nostra regione veramente ha fatto tanto ed è un elemento di riferimento fondamentale ed importante. Certo, se archivi e biblioteche sono per loro natura su materiale più fragile, i beni immobili hanno delle problematiche per certi versi anche più pesanti e più complesse, direi, no? Perché non si possono spostare. Quindi questo veramente ci fa riflettere, no? Anche su quello che ci sembra più solido, ma in realtà ha lo stesso molti rischi. Molte fragilità. Molte fragilità, sì, forse più nascoste, ma certo. assolutamente reali. Allora, chiederei ad Alessandra Sirugo allora di intervenire, bibliotecaria della Biblioteca Civica Ortis, responsabile del Museo Petrarchesco Piccolo Mineo, che ci parla di sicurezza in biblioteca con punto interrogativo, questione di programmazione. Allora, io comincerei a parlare di quello che è la situazione delle biblioteche nello stato attuale e della bibliografia anche a cui gli studenti possono fare riferimento per cercare di formarsi un'opinione sull'argomento. Sicuramente il primo passo da fare è verificare
quello che è la documentazione che attualmente c'è, soprattutto l'IFLA ha prodotto negli ultimi 20 anni una serie di documenti, l'ultimo dei quali credo sia del 2004, nel corso del quale ha dato un'idea di quello che è la conservazione e quali sono gli strumenti preventivi per la conservazione del patrimonio in biblioteca. Questo perché si è verificato che la prevenzione, trattando di materiali cartacei o anche in minore misura pergamenacei, è uno degli elementi essenziali per la salvaguardia del patrimonio. Bisogna dire che il concetto della biblioteca è stato anche molto chiarificato da alcuni documenti che provengono invece dall'ICOM, no, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, tra cui in particolare sono usciti gli atti di indirizzo e i criteri tecnico-scientifici nel 2001 che servono proprio a valutare quella che è il modo in cui si può prevenire il degrado del materiale. Ovviamente quelli sono documenti che riguardano anche i musei, che riguardano anche il patrimonio museale, però ci sono delle notizie riguardo alla salvaguardia dei diversi tipi di materiali, come per esempio il livello di temperatura accettabile per la conservazione della carta e il livello di umidità relativa accettabile per la carta, che associati ad altri materiali che si trovano in biblioteca, come per esempio possiamo dire la pergamena, che ha comunque un'umidità che richiede leggermente più alta, e possono comunque aiutarci a capire in che modo devono essere stoccate e conservate le nostre collezioni. Su questo bisogna dire che poi anche la normativa, in particolare la legge decreto 113 del 2018, che si è occupato molto dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei, ha dato però anche delle informazioni che sono utili pure per le biblioteche, come per esempio quella che è l'organizzazione della sicurezza, l'organizzazione della prevenzione, le modalità in cui devono essere concepiti le vie di accesso e le vie di fuga negli edifici adibiti alle collezioni antiche o moderne, ma sempre librarie. Le biblioteche hanno un po' il difetto di essere spesso collocate in edifici antichi. Il fatto che lo siano fa sì che non sono state pensate sempre per la conservazione, per la prevenzione. E per questo si può dire che qualunque intervento venga fatto proprio per prevenire è sempre osteggiato dalla situazione preesistente. In particolar modo abbiamo visto che l'utilizzo delle scaffalature compatte, che è una delle cose che ha innovato in qualche modo il modo di conservare il materiale documentario, deve sempre tenere conto che questo materiale deve essere comunque stoccato, collocato in scaffalature che non superino i 2,20 metri e che in molti casi anche la scelta delle scaffalature elettriche con una movimentazione elettrica dà delle difficoltà nella conservazione del meccanismo. Questo meccanismo infatti va preservato se vogliamo in qualche modo riuscire a continuare a fornire alla consultazione il nostro materiale. E poi molto differente se noi possediamo dei libri, delle monografie o delle riviste e addirittura nel caso possediamo atlanti, materiali di grande formato, dove effettivamente la collocazione del materiale deve avvenire in orizzontale. Quindi ci sono queste differenze che contano molto. Di base possiamo dire che il concetto della biblioteca non deve essere concepita, il deposito della biblioteca deve essere concepito come un magazzino, e questo perché? Perché il concetto di magazzino non tiene conto della necessità di favorire la reazione, per esempio.
La reazione che è un elemento essenziale, sia che sia naturale o sia che sia forzata meccanicamente, per garantire quel giusto arieggiamento e quindi per evitare che si formi il rischio proprio della proliferazione di microrganismi o di spore fungine. Questo aspetto della reazione sembrerebbe molto scontato, invece non lo è. Non lo è perché questi edifici molto volte, appunto la realizzazione del magazzino di deposito è finalizzata fondamentalmente a utilizzare tutti gli spazi utili e molto poco invece a garantire una giusta reazione e una giusta diciamo, ricambio d'aria. A questo scopo bisogna dire che recentemente sono stati fatti anche dei tentativi insomma, di valorizzare l'aria naturale attraverso il meccanismo del camino che porta in alto quindi il ricambio d'aria, soprattutto quando gli edifici sono a più piani e quindi si ha quindi il ristagno di aria fredda nella parte bassa e invece l'affermazione di aria più calda negli strati più alti. Questo è una cosa che senz'altro va valorizzata, ma sempre se la progettazione avviene all'inizio e in questo senso bisogna dire che la collaborazione tra ingegneri e responsabili dei beni culturali e architetti è fondamentale. Parlando poi dell'antincendio e del discorso della sicurezza dalle fonti di calore, è certo che ci sono due meccanismi che devono intervenire: l'utilizzo innanzitutto di un'impiantistica antincendio generale che quindi garantisca proprio l'emanazione dei gas giusti per bloccare la proliferazione del fuoco, perché noi abbiamo in molti casi l'illusione che sia l'acqua, ma l'acqua invece è deleteria per qualunque collezione cartacea. E invece è essenziale questi gas che però presuppongono anche la presenza di porte tagliafuoco, perché la convivenza diciamo l'uscita insomma di questi gas che tolgono l'ossigeno dall'aria è possibile soltanto se non ci sono delle persone nel luogo e quindi c'è la sottrazione di ossigeno che limita quindi enormemente la possibilità che il fuoco si propaghi. Anche per quanto riguarda gli estintori da usare sono senz'altro gli estintori all'anidride carbonica, non a gas, non assolutamente estintori tradizionali. Questi sono appunto i criteri tecnici di base che quasi sempre sono rispettati. Un discorso però importante è quello che riguarda il trattamento delle biblioteche nel momento in cui le biblioteche vengono ristrutturate. Questo è un momento abbastanza critico, abbastanza difficile, perché molte volte le biblioteche subiscono delle ristrutturazioni parziali mantenendo però nei depositi all'interno degli edifici, depositi di libri. Questo fatto fa sì che si finisca poi per avere una sorta di cantiere all'interno della biblioteca in ristrutturazione, o per meglio dire un deposito che sta in una biblioteca in ristrutturazione. Un evento di questo genere ha generato proprio nel 2012 nella Biblioteca Civica di Trieste una problematica abbastanza delicata, perché uno degli impianti antincendio che erano nella biblioteca sono scoppiati per l'effetto della temperatura troppo bassa. La temperatura bassa che tende quindi a gelare ha come effetto un aumento del volume del ghiaccio che è presente nei tubi, a discapito invece dell'acqua che mantiene un volume inferiore. L'evento che si è verificato a Trieste ha portato proprio all'inondimento, insomma, all'effetto proprio di bagnato per scaffali che si estendevano con una quantità di 6.000 di volumi all'incirca interessati.
Questo fenomeno è stato per fortuna arginato in maniera efficace, innanzitutto chiudendo immediatamente questi impianti e poi cercando un ricovero per questi libri, un ricovero che poi è stato trovato in un edificio vicino, quello del Museo di Via Torino, che è il Museo dei Virci, l'istituto dell'Istituto regionale per l'Istria, la Dalmazia e Friuli Dalmazia. E questo intervento l'ho seguito io, l'ho guidato io insieme ai miei colleghi, devo dire con un dispiegamento di colleghi e anche di personale volontario che all'epoca poteva frequentare la biblioteca veramente notevole e abbiamo praticamente trasformato, grazie all'aiuto e alla collaborazione del dottor Del Bello e di tutto, diciamo, lo staff che dirige il museo, il sottotetto dell'IRCI, che era estremamente secco, in un grande laboratorio di salvaguardia del patrimonio. E in che modo? Beh, innanzitutto ci sono 3 stadi, no, di effetto del bagnato sulle collezioni. Uno stadio è quello dell'umido e quello del bagnato effettivo. Questi 2 stadi non avevamo raggiunto l'episodio in cui l'acqua, i libri galleggiano nell'acqua e pertanto abbiamo potuto fronteggiare questa difficoltà in maniera abbastanza tradizionale, analogica. Come prima cosa abbiamo cercato di avere quanta più carta velina di conservazione e quanta più carta diciamo assorbente di conservazione, quindi con una riserva alcalina fosse possibile. Intanto che non l'avevamo abbiamo appoggiato su della carta più comune che abbiamo usato persino gli asciugoni, devo dire, di carta che si usano nelle cucine sui pavimenti. E poi abbiamo soprattutto diviso i libri umidi dai libri bagnati. I libri umidi sono stati aperti a ventaglio e collocati quindi sul taglio inferiore del libro, lungo quasi a serpentina, insomma lungo la stanza più grande, aprendo i lucernai e azionando una serie di climatizzatori sul genere pinguino nei pressi appunto di questi libri. E questo effetto è stato molto positivo perché in poco tempo si è riuscito a raggiungere l'obiettivo di asciugare la carta. Mentre l'altro effetto molto più lento è stato quello di interfogliare i libri con carta velina o con carta assorbente, creando delle vere e proprie squadre che hanno fatto questo lavoro anche di sabato e di domenica. Quindi ci sono stati libri che sono stati interfogliati anche 3 volte. Questo processo è stato comunque utile perché di 6.000 libri noi ne abbiamo salvati tutti. Praticamente gli unici che abbiamo dovuto gettare sono stati quelli con carta patinata, oppure 6 o 7 sono stati sottoposti poi al processo di restauro, con buoni effetti, perché quello che veniva rovinata non era la carta quanto la legatura che era stata enormemente allargata dall'uso della carta interfogliata. Devo dire che questo tipo di intervento non è assolutamente quello più drammatico, perché quello più drammatico è senz'altro quando i libri galleggiano nell'acqua. E questo fenomeno viene fronteggiato in genere con la fluorofilizzazione, cioè un processo che non è economico, ha un costo molto elevato, quindi richiede effettivamente una gara d'appalto e un affidamento per quanto in tempi rapidi, e la liofilizzazione viene realizzata in delle camere apposite che fanno passare i volumi bagnati dallo stato liquido dell'acqua liquida attraverso la sublimazione ad uno stato diverso della materia. E questo permette naturalmente di non perdere quasi niente. Però i libri poi vengono congelati e vengono conservati e stoccati per lungo tempo, possono essere anche congelati e stoccati per lungo tempo, e poi ogni volta che c'è la possibilità si possono uno per uno riaprire ed agire con un intervento di restauro.
Questo è, diciamo, la questione essenziale dell'intervento quando effettivamente c'è una situazione di degrado già avanzato. Per il resto possiamo dire che la programmazione è quello che dobbiamo soprattutto fare nelle biblioteche se noi vogliamo salvaguardare il nostro materiale. Una prevenzione che sostanzialmente si deve attuare innanzitutto conoscendo il materiale e anche la revisione, che è diciamo una pratica che viene utilizzata in genere una volta all'anno per un numero di settimane che vanno dalle 2 alle 4, è un modo per conoscere lo stato del nostro patrimonio e anche per capire se è possibile, attraverso l'utilizzo per esempio di scatole di conservazione, salvare una parte del patrimonio, salvarlo da degradi ulteriori. Ricordandoci sempre che il restauro è in qualche modo l'ultima delle fasi della conservazione che noi possiamo attuare. Una fase che in qualche modo avviene dopo che tutte le altre sono state esaurite e purché nel restauro si riesca a salvaguardare quegli elementi storici che ci servono per capire se il manufatto, soprattutto se è antico, ha delle caratteristiche che devono essere conservate così come sono. Il restauro è comunque sempre conservativo e quindi ci permette sempre di salvare magari in delle buste a opera appunto dei restauratori proprio i singoli oggetti, i singoli dettagli che componevano la parte fisica del libro. Io diciamo avevo qualche cosa in più da dire anche a causa appunto delle slides, ma vedo che non riesco a utilizzare questo PowerPoint, non so per quale particolare ragione, perciò io ridarei ridarei la parola a voi per vedere in quale modo volete proseguire la conversazione. Bene, grazie Alessandra. Purtroppo questi problemi tecnici sono legati a questo modo di lavorare e c'è poco da fare, bisogna conviverci. Nel tuo intervento trovo tante cose che ci uniscono, ma d'altra parte fra archivisti e bibliotecari c'è un rapporto di cuginanza, direi, di tante cose condivise. L'altra cosa bella che credo sia emersa in quel momento così difficile che io ricordo bene è la collaborazione tra gli enti, cioè è proprio bello che l'IRCI sia stata vicina al comune, insomma che si sia riusciti comunque con la buona volontà a recuperare un po' con l'arte di aiutarsi, un po' con l'arte di arrangiarsi, si fa quello che si può, però si è riusciti veramente a gestire un momento direi drammatico per la biblioteca. Chiedo se qualcuno ha piacere di intervenire, magari portando le proprie esperienze o... Se posso intervenire io, grazie. Marina Dorsi. Sì, certo. Marina Dorsi, presidente ANAI Friuli Venezia Giulia. Allora, mi inserisco in questo argomento perché mi sta molto a cuore, soprattutto perché, come ho già detto in altre occasioni, ma penso possa essere utile anche agli studenti dell'università avere un po' di informazione su quello che ormai sono dei dati storici delle nostre esperienze sul territorio. Il fatto di aver lavorato come archivista è nato appunto dall'esperienza del recupero degli archivi del terremoto del Friuli del 1976. Quindi aver operato nella gestione, quella volta non c'era prevenzione del successo, è stato un evento catastrofico, però aver operato nell'emergenza, in quel tipo di emergenza, è stato poi un motivo anche per avviare un'attività lavorativa che per me dal 1982 è arrivata fino ad oggi.
Un'esperienza vissuta in quanto neodiplomata della Scuola di Archivistica e Paleografia dell'Archivio di Stato di Trieste. L'Università di Udine all'epoca era appena nata, no? Il corso dei beni culturali, quindi non aveva ancora sfornato i primi laureati. E quindi i neodiplomati di quel percorso di studio ebbero l'opportunità, con dei contratti a termine, di andare a recuperare e riordinare gli archivi del Friuli terremotato. Quindi è stato veramente un lavoro sul campo, perché tutti noi andammo o in Carnia, questa Carnia che abbiamo visto anche adesso nuovamente danneggiata dal Vaia. Mi ha toccato particolarmente perché io la frequento e non sapevo di Illeggio, che la chiesa di San Floriano, che è stata così gravemente danneggiata nuovamente. Veramente mi ha toccato il cuore. E col cuore quella volta, forse in coscienza da gioventù, però col cuore siamo andati nei vari comuni oppure nei luoghi, negli istituti che avevano ricoverato alcuni fondi, perché gli archivi ecclesiastici furono ricoverati nei seminari, gli archivi comunali negli archivi di Stato, una gran parte appunto anche a Trieste, e quindi lì iniziò questa operazione di riordino col coordinamento della sovrintendenza archivistica. Continuerò sempre a ricordare l'allora sovrintendente, la dottoressa Iona, che comunque anche lei andò sul campo e prese diretto contatto con i vari comuni e con le diverse parrocchie, e diciamo che nel corso dei successivi 10 anni gran parte degli archivi comunali ed ecclesiastici furono riordinati. Quindi un'esperienza come giovani, come studenti e dopo come neoprofessionisti, che poi è stata portata avanti nel tempo. Sicuramente quell'esperienza ha fatto scuola ed è motivo poi di confronto con le esperienze successive. Nel convegno di 3-4 anni fa ci eravamo confrontati con i colleghi dell'Italia centrale che appunto quella volta si erano ritrovati a recuperare in questa emergenza i loro beni. Abbiamo visto anche nelle immagini precedenti. All'epoca non c'era la protezione civile, ma c'era l'esercito, quindi in Friuli ci furono i militari che collaborarono con la popolazione e con noi a recuperare il materiale. Quindi sicuramente rivedere anche le immagini dei filmati che ricordano i recuperi dei beni mobili, immobili e documentari del Friuli, sono dei filmati da presentare, da ricordare ai giovani, per proprio fare anche una storia dell'evoluzione della gestione dell'emergenza nella nostra Italia, e metterla a confronto a distanza di decenni con le metodologie, con quanto si può fare oggi. Mi sento così di ricordare dell'epoca del terremoto del Friuli e del lavoro che è stato fatto. Il lavoro pionieristico e anche avventuroso. Avventuroso, come si dice, incosciente ma con la testa sulle spalle, perché comunque all'epoca non c'erano le norme di sicurezza, non c'erano, però le cose si sono fatte con la testa, e gli archivi adesso esistono ancora, quindi quella memoria del territorio di cui parlava Michaela Procacci è ritornata a casa sua. Quindi Gemona, Venzone, Tolmezzo, tutte le piccole comunità, perché poi ricordiamo che la Carnia è costituita da piccole comunità ormai, no? Però hanno i loro tesori, perché poi gli archivi avevano anche dei fondi molto antichi e sono ritornati a casa. Per fortuna. E poi è nato anche l'archivio storico del terremoto. So che il professor Dimitri Brunetti era stato anche coinvolto in questo progetto. Dimitri, ci sei? Sì, eccomi. Non so se mi si vede.
No, ti si sente però, che è già una buona cosa. Eccomi qua. Ti si vede. Sì, è stato avviato un bel progetto di recupero della memoria delle attività svolte successivamente al terremoto, e quindi tutti i lavori di ricostruzione, le commissioni, eccetera, però ad onor del vero non faccio parte del gruppo, ma collaboro esternamente, quindi non so andare molto più in là, e credo anche che alcuni risultati del loro lavoro verranno pubblicati su un portale specifico che effettivamente ho visto, perché è girato insomma internamente, e ci darà delle belle soddisfazioni in quanto a materiale a disposizione e nuove notizie, insomma, notizie documentarie su quanto è avvenuto, ma credo che non sia ancora stato pubblicato, e che il rallentamento sia dovuto, insomma, a quello che è successo in questo anno. Purtroppo oltre non so andare. Insomma, è già una notizia interessante. Ci sono altri interventi? Se posso aggiungere una nota personale a questo tema, io mi sono tenuto in disparte, ma mi è molto caro. L'ho praticato poco negli anni di lavoro, ma una delle prime attività di un certo rilievo, o meglio che ricordo bene, ecco, da giovanissimo archivista. In realtà lavoravo già da 3 o 4 anni, ma comunque il Piemonte ha avuto l'Alessandrino e l'Astigiano nel 94, nell'autunno del 94, hanno avuto un'alluvione molto grave, che ha, come dire, allagato le città e i paesi, fatto distruzioni, e in qualche traccia ancora oggi si vede, c'è ancora qualche traccia sul territorio, e ha cambiato un po' la geografia. E io ricordo che mi ero reso disponibile alla soprintendenza archivistica, e ho passato molte giornate nel fango alessandrino per tirare fuori dagli scantinati l'archivio del catasto e poi l'archivio comunale con gli alpini. Ho questo ricordo molto, molto netto. Devo dire, un po' lo ricordava anche Marina, all'epoca io ero molto giovane, non avevo tanta consapevolezza, insomma, di un discorso ampio, però c'era molta improvvisazione, tanta improvvisazione, e temo che molto sia andato perso perché non c'erano le procedure di cui Michela Procaccia ci parlava, ecco. Ciò nonostante, tanto si è salvato. Io ricordo che insomma abbiamo proprio salvato delle cose che qualcuno diceva di lasciar perdere, perché quando l'acqua era mischiata al gasolio, insomma sì. E invece per tanti anni molte carte, interi archivi, l'archivio della Camera di Commercio, che sfortunatissimo era appena stato riordinato e stavano montando gli scaffali, quindi era tutto a terra, sono stati nei congelatori di una ditta di alimentari per anni, forse decenni, ma un po' per volta gran parte di quelle carte sono tornate. Scusate, proprio un ricordo personale, forse fuori luogo, ma mi piaceva condividerlo. No, è che episodi si sono ripetuti molte volte purtroppo in tutta Italia, nel senso, pensare all'alluvione di Firenze, i famosi angeli del fango, i libri, gli archivi, le opere d'arte, purtroppo attraverso quelle esperienze poi si è anche maturata l'idea della necessità di darsi delle linee guida, sia in ambito di prevenzione sia in ambito di intervento, perché purtroppo non sono episodi così straordinari e unici, ma ahimè si ripetono un po' in Liguria, come nelle Marche, come un po' in tutta Italia. Purtroppo abbiamo un territorio fragile, e questo l'abbiamo capito, credo, no? Perché abbiamo anche preso le misure giuste per provare a... Posso dire, è necessario impegnarci tutti, Sì. e condividere la consapevolezza e la conoscenza delle tecniche per salvare questi materiali, perché
noi li seguiamo un po' in televisione, ecco, da lontano, se proprio non sono nel nostro orticello, e poi ce ne dimentichiamo. Però mi ha fatto venire in mente questa cosa quando hai citato l'alluvione di Firenze del lontanissimo 69, ma un evento così lontano, che è stato forse determinante per cominciare a ragionare su questi discorsi. Un evento così lontano io l'ho ritrovato facendo ricerca un paio d'anni fa, nel senso che a catalogo alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze ho individuato alcuni materiali con grande gioia, perché erano introvabili, rarissimi, e mi servivano proprio, dati per presenti, eppure dopo ampie ricerche mi hanno detto evidentemente sono andati distrutti nell'alluvione, perché quell'insieme di opuscoli era stato coinvolto, e quindi a distanza di quanti anni sono? 50? Ohimè, 50, ancora paghiamo le conseguenze di eventi di questo genere che non vogliamo si ripetano. Chiedo scusa e mi taccio. Posso aggiungere una cosa proprio a proposito di Firenze? In occasione dei 50 anni dell'alluvione di Firenze, forse erano 60, vabbè, la soprintendenza archivistica nel suo sito ha ricostruito la storia degli interventi che furono fatti allora nel settore degli archivi, anche con delle immagini, dei filmati, e anche con l'elenco degli angeli del fango individuati, riconosciuti, diciamo, che avevano lavorato con la soprintendenza, ed è una visione, come dire, molto istruttiva, perché ci presenta una situazione di assoluta impreparazione totale, in cui un soprintendente che potrei definire eroico continua a scrivere al Ministero dicendo mandatemi gente, ho bisogno di indicazioni, di cosa del genere, e poi siccome il Ministero non sa palesemente che rispondere, parte e fa un egregio lavoro di recupero, ma da autodidatta dell'emergenza, ed è un'area nel sito della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana molto molto interessante. Bene, io se non ci sono altri interventi ringrazio Michaela Procaccia, Simonetta Bonomi e Alessandra Sirugo, che sono riusciti comunque a fare degli interventi molto belli nonostante i problemi tecnici che abbiamo incontrato, ma questo pazienza, insomma, l'importante è la sostanza soprattutto. Chi ha seguito l'intervento credo che l'abbiate trovati comunque tutti molto importanti, li potrà comunque rivedere su YouTube con gli opportuni tagli e sistemazioni tecniche. Il nostro prossimo appuntamento è il 16 aprile, sempre alla stessa ora. I beni culturali in rete, comunità scientifica e utenza di fronte alle sfide della conversione digitale, che sarà introdotto e coordinato da Hilde Menis dell'AIB. Se non ci sono altri interventi, ci salutiamo qui e buon pomeriggio.